una matta mesu mori. In sogretto ancago sto viaggio s'imbrugiada tra una matta e meso mori, s'intremesera una pregadoria scavodada. Conosci saia di bassa di noia canta, anca si stillan tutto i sons, comentecando i stronzo i sciarinano i scontus de uno di più. Dei sfiricitus de oro, postus a tessis ovoita e sudempus, divaidi a reginas. Inguni mincraro et adobio, coro mio de mai mai, coro mio conto e canto, coro mio matta e mori, coro mio matta e mori. A ultimera. Petros Stefanopoulos legge lingua greca. Ένα δέντρο παιδί πίθανο μονοπάτι. Εκεί όπου αυτό το ταξίδι φενέρωνε ένα σταυρώμα μεταξύ ένα φυτό και ένα πίθανο μονοπάτι. Επιφαίνονται με αγνούμενοι εκκλέση αγνούμενοι. Εσύ ξέρεις από την όδο που εδώ πηγαίνει κοντά, όπου η μουσική σπαζώνει, ως το παράμυθι του ενός παιδιού σπασμένο από τους τόνους και κάνει ρίζα, με τα νήματα επικρισά, υποκρεώμενα να εμφαίνουν το γιατί του χρόνου. Είναι εκεί που ενδιαφέρομαι για να σε συνάντω, αγάπη μου από πάντα. Αγάπη μου μυθός και τραγούδι, αγάπη μου δέντρο και μονόπατη, αγάπη μου δέντρο και μονοπάτι. Ok, bene, cominciamo in modo molto informale, come insomma, avete capito. Io sono solo un presentatore occasionale. Sarebbe dovuto venire anche Giulio Cauci, docente di letteratura sarda, che ha in qualche modo introdotto la presentazione di queste poesie, ma è assente per motivi differenti. Ha mandato un messaggio che adesso ci leggerà tu. Sì. Est un dispregere manno, a non poter essere con vosotros e a questionare de lentores, sutim un libro di poesias di Anna Cristina Serra. Mi viene di nuovo difficile a leggere questo chiamato, ma da descritto e quindi mi tocca per lo leggere. Di Anna Cristina Serra, una delle voci più belle della poesia sarda di oggi. Ha scritto una fatica di pagine di introduzioni che agattai su commenti sul libro e costumerì o le muvai altri complimenti a sua poetessa e a suoi editori che ha posto in versus un libro di Adelo Bello finza Sergio Castiai. Anna Cristina tentò con un anno a contare su chi conta con queste poesie spantose di amori. Teneva pazienza, dunque, che la vita dei dottus è sempre complicata e agradece questo saluto del castello, cosa esiste, fuetto, bello, che sa intendi e questo merito. La resta 2 ore oggi.
Bene, il libro che presentiamo è stato edito dalla Sotterra Editrice, una casa editrice storica di Sassari. Adesso diamo la parola a Laura Ametta che ci racconterà un po' la filosofia del libro. Prego. Allora, buonasera a tutti. Allora, io mi chiamo Laura Medda, appunto mi occupo di letteratura sarda e letterature regionali presso l'Università di Cagliari, svolgo la mia attività di ricerca principalmente in ambito accademico, ma anche all'esterno presso fondazioni di appunto poeti e vari scrittori. In questo caso mi hanno chiamata qua a raccontare di Lentores, un'opera che ho avuto la fortuna di conoscere un po' prima che venisse data alle stampe, e quindi sono particolarmente emozionata per questo motivo. Rinnovo i saluti di professor Caucci e confermo le parole che ho mandato via messaggio e i suoi saluti, e sarebbe assolutamente voluto essere qua, ma non ha potuto, appunto per diversi motivi. Vorrei raccontarvi qualcosa in più del libro, perché in realtà poi il libro è introdotto da Giulio Caucci ed è un'introduzione molto ricca, troverete quindi moltissimi dei dettagli descrittivi del libro, li trovate proprio all'interno di quell'introduzione. Vorrei in questo caso non ripetere tante delle cose che sono già state dette in introduzione, ma aggiungere qualcosa in più e raccontarvi qualcosa in più di queste poesie. Avete sentito anche attraverso la lettura delle poesie, è una raccolta, Lentores è una raccolta di 33 poesie, 33 canti d'amore, è una raccolta di un amore che è un po' favola e un po' è canto, è un incontro, è un'opera dove l'incontro appunto tra spirituale e fisico si ricongiunge proprio nell'arte poetica, e dati appunto i segnali posti in apertura ma anche nell'ultimo canto del libro, direi che immediatamente uno degli elementi che risalta agli occhi del lettore è proprio questo affondare le radici appunto di questi versi nel mondo classico. Ed è proprio da Saffo che vorrei partire, proprio la poetessa di Lesbo, grazie alla quale appunto vorrei raccontare l'avvio di questo canto poetico e raccogliere appunto brevi cenni per raccontarvi appunto Lentores che oggi presentiamo. Pensate un po' che l'opera di Saffo, che a noi è giunta per frammenti, con ogni probabilità dovete essere suddivisa in 9 libri, ognuno dei quali probabilmente era dedicato ad una delle 9 muse. Tante le muse erano per i greci appunto le muse erano 9, non a caso per molti dei contemporanei la 10ª musa è proprio Saffo, ed è significativo che appunto una poetessa contemporanea proprio la 10ª musa si sia appellata. E se pensate che per i greci le muse sono nate appunto da Zeus e da Mnemosyne, cioè la memoria, capirete che una speciale condizione per l'arte poetica è proprio quella di fare appello alla memoria del cuore. Proprio alla memoria del cuore sembra ispirarsi la voce poetica di Anna Cristina Serra, che appunto racchiude nell'ultima poesia, intitolata appunto Con Saffo, Deo e Tui, questa speciale condizione. Leggiamo in questa poesia proprio di una lacrima innamorata capace addirittura di accendere una luna immortale. E in questa lacrima, in questo ultimo canto che lei pone in chiusura della sua raccolta, possiamo a ritroso immaginarci invece l'avvio di tutto il canto che si è appunto già a quell'altezza, diciamo, dell'opera già sviluppato. È un canto d'amore, e in questo caso le speciali prerogative di questo canto d'amore le descrive Giulio Caucci appunto in prefazione, in un breve passaggio che voglio riportare. Scrive appunto Caucci: è un canto d'amore capace di estendersi sino alla creazione di un mondo nel quale spazio e tempo funzionano in modo diverso dal normale, un mondo dove la parola può liberare tutta la dimensione simbolica del reale, la sua verità nascosta e segreta. Ritengo che questo sia un passaggio particolarmente importante, perché è proprio vero che quando leggerete ognuna di queste 33 poesie avrete l'impressione di sfiorare, di accarezzare qualcosa di assolutamente sacro ed inviolabile. Anna pubblica la prima raccolta a fine anni 90, il titolo era Sovrare Suendu, vince il premio Michelangelo Pira
viene stampata la raccolta poetica e quell'opera poi sarà presentata, mi piace ricordare questo aneddoto, da Faustino Onnis qualche anno dopo. Faustino Onnis in quell'occasione, il poeta di Selargius, penso che per molti di voi appunto sarà un nome conosciuto, ecco. Faustino Onnis in quel caso dedica insomma una serie di versi alla poetessa, in maniera molto, molto sentita, la descrive come una tessitrice di fili d'oro e di seta. Chiaramente sta facendo un riferimento a quei versi. Rispetto a quei fili d'oro e di seta che già erano emersi con particolare intensità nella prima raccolta scritta da Anna Cristina, devo dire che si ritorna con la stessa intensità alle pagine di Lentores, ma in quest'ultima sua raccolta scopriamo anche, rispetto alle sue prime prove poetiche, proprio un rinnovamento totale, un'operazione assolutamente diversa, in qualche maniera lontana da quelle che erano state appunto le sue prime prove. Perché? Perché Lentores ci costringe a misurarci con un apparato creativo assolutamente inedito per i lettori di Anna Cristina, un mondo assolutamente nuovo, per quanto appunto la sua cifra stilistica sia comunque riconoscibile, ma appunto in questo sardo e in questi nuovi contenuti veramente siamo davanti ad una prova di maturità espressiva assolutamente rinnovata e assolutamente raffinata e accuratissima. Altro elemento di novità, insomma è anche banale, ma è anche giusto rimarcarlo, è la scelta della poetessa questa volta di cantare in 3 lingue: il sardo, il greco, il neogreco meglio dire, e poi appunto troverete una versione italiana dei testi. Cosa mette in scena Lentores? Lentores mette in scena un vero e proprio teatro poetico e si nutre con un'insistenza dolorosa e anche molto sofferta, ma anche molto sincera, fatta di parole concrete, ma poi sono anche, avete sentito attraverso le letture, sono anche parole innamorate, sono parole visionarie, parole investite da una fatalità tragica che investe il reale, e che danno vita proprio a una canzone filia, come scrive la poetessa, a una poesia in qualche maniera ferita. C'è un tempo, scrive la poetessa, che denota disperazioni e abissi, e lei stessa arriva a chiedersi in quale momento quel tempo si sia potuto così frantumare. È una poesia ferita ma pure capace di interiorizzare un altro ascolto. Leggendo troverete tantissimi bei testi, ma troverete in particolare un sonetto nel quale vedrete fiorire un ciliegio selvatico rivolto verso il vento. Soffermatevi su questa immagine, soffermatevi e vedrete appunto in questa immagine come riposino altri canti nascosti che vi trascineranno, vi accompagneranno per tutta la lettura della raccolta. È certo che nella lettura, ne riparleremo, credo, spero in altre occasioni, anche percepirete un sentimento di tenerezza che sembra avere e non avere mai fine, un sentimento però sempre proteso proprio a quelle verità che si celano dietro l'assenza. Lentores è una raccolta monotematica, come ho già detto, una raccolta che parla d'amore ed è tutta fatta di parole sacre e di parole scrive la poesia di Grano. Quale sarà il raccolto qual è il raccolto che germoglia da questo grano? Lo ritroverete nelle poesie. Quale raccolto invece vi ritroverete voi lettori tra le mani non è dato prevedere e non è possibile a me anticipare, perché raggiungeranno profondamente il vostro vissuto e quindi vi trascineranno in un'esperienza di lettura assolutamente suggestiva e assolutamente così unica e personale per ognuno di voi. Questa di Lentores, mi sento ancora di dire, è una storia di vento, ma è una storia anche senza tempo. Incontrerete una serie di icone immobili della memoria, icone che appartengono certo all'esperienza e all'esperire della poetessa, e che si trasfondono appunto in poesia, in una poesia che appunto lascia il segno, una poesia che mi piace descrivere come l'immagine di un fiore che nasce da un'immensa distesa di grano, ed è un fiore di poesia che mi rimanda immediatamente ad una delle voci poetiche femminili più importanti nel Novecento, quella appunto di Alda Merini.
Mi rimanda ad Alda Merini perché? Mi rimanda ad Alda Merini perché è la poetessa che in qualche modo ci rimanda, come scrive in una delle sue poesie più celebri, ad ascoltare il passo breve delle cose e ci ricorda che cammini poetici e umani di questa statura non possono far altro che illuminare delle mete appunto di coraggio e di speranza. Per chiudere, ecco, mi sento di poter dire che proprio all'incrocio c'è una bellissima poesia appunto di Anna, quella che tra l'altro apre la raccolta, una Mata Mesumori, che all'incrocio tra quell'albero e quel probabile sentiero indicatoci dalla poetessa si apre anche il nostro passo breve delle cose. Vorrei ancora sottolineare infine che questa poesia, non solo per la sua tridimensionalità linguistica, ma anche per i profondi contenuti che lascerà appunto impressi in ognuno di voi, risplende di antichissima contemporaneità ed è una poesia che dal suo passo sacro ed inviolabile, vedrete, riuscirà a illuminarci e soprattutto ci suggerirà la possibilità di percorrere altri sentieri ed altri cieli. Bene, siamo contenti che questo poeta ci abbia battezzato una nuova studiosa di letteratura e di poesia, quindi siamo convinti che nella giovane età la sentiremo ancora parlare e raccontarci del mondo della poesia. Grazie veramente dell'intervento. Io direi che ora farò leggere di nuovo l'attrice Clara Farina e Petros dopo. Sempre con questo microfono che anni e facciano qui da Malpura in Sardegna. Intanto che sono un faccione, sei alta 1,1 m un cazzo. Cioè praticamente nuda. Vabbè, insomma. Non credo che si scandalizzino, no? E ho intanto raiallo 30 anni come quindi ho imparato a tantare. Ha più scritto di lui a ogni adorata capodanni, quando vroris bianco sulla mase danzanotti. E quando a mese aprile i sfroris de proinca porriam fueggios de vasca manna, de bonni in senna perigongia. Ha scritto de dui in bistiris innidus e in nais de olia, e in ismurus de ita mia. Ha scritto de dui, pondis costai, custa litteras amacchiadas in noi sciri, candi podia potili da essa, i scetti su comenzo. Non ho bisogno di apprezzare meno. έγραψα για σένα σε κάθε επίστροφη του Σεπτεμβρίου, όταν λεύκοι ανθίτινες έκαναν τη νύχτα υπακοή. Και όταν στη μέση Απρίλιου άνθη κλίμα της πρόσφερε λέξεις του Πάσχα, για να τις απόθετει στην μισανύκτη πόρτα. Έγραψα για σένα, σαν άσπινα ρούχα και στα κλονάρια του ελαιοδέντρου και στους τοίχους του κόλπου. Έγραψα για σένα να μπορεί να απελευθέρωση αυτά τα τρέλα γράμματα και είμαι γνωρίζοντας ότι αυτά τα μπορούσα να σηκώνιζω μόνο το στοιχείο. De suentus colori. In saluna zaguantu
ed ei su d'ogna canto, ed ei su d'ogna. Non ti pio, ma se stui, nessa vita pensamento, che mi sisi a lui terra, istetto e firmamento, e si imprasso a maiadori, sesa ancora e ma poderasa, de suento su colori meri de gussa sanderasa, ancai moi piristui, in isfrungias beranilisi, in is tempus de lui hanno conta degli errilisi. Ni dei susto tuis duda, cais meris de sugoro, et totus o mundo in soru, funti sempre bros funguda, funti sempre profungudas, funti tutto is oras tuas. Io non canto perché rischierebbe di diventare la messa ortodossa greca. Alla fine. Sì, ma ne parleremo dopo dell'aspetto della pimata. Tu anemutu croma. Vrisketest ofengari stiseleni. Το στομώμα της αβίκητης στιγμής και στην καρδιά μου η διάδρομη και κάθε τραγούδι της. Εγώ δεν σε βλέπω, αλλά ξέρω ότι είσαι εσύ για να δεις φως για μένα στην γη, στα αστέρια, στους στερώματος και εσύ πάντα ο μαγεύτικος ευγανισμός που για μένα διαφυλάσσει το χρώμα του άδει. Κύριος των αυτών μονόπατιων, που τώρα εσύ κατοίκεις στις ρήθιδες ανοιξιάτικες, το χρόνο από εκεί ερχόμενο, που οι κείμονες δεν έχουν νοήμα, ούτε τις αβεβαίωτες των γιατί αδφέντικες της καρδιάς, στο πιο βαθύ σημείο του κόσμου, είναι ακόμα αγιώνιος οι ώρες σου. In questo giorno, in ogni porta che mi supemisi, si scorrio mi pare che mi messo impressione, e non pasia da in questa pinna, ancora intendono testa pura. Andata e torra, si vea su chi porta da, andata e torra su chi porta di un'idea, marchendo i spuntoni de memoria. Ma non basta poi scrivere un'altra storia. Ed è sputui, che mi preguntas ancora de saccinno mio attrivio, in questa sfolla de paperi, che circoli, sceda de torrai, una,
ma se spasso troppo grai e sentito che fogo pio, sempre più il bio. Poti nai, de gusto vuedo nasce in suo misterio, de gusto gioco de anda e torra, de gusto gioco de soli de broi, de gusto gioco mai firmo, mai insertau, de gusto gioco voi scire se noi. Σε αυτό το παιχνίδι, κάθε φορά που ενθύμουμε ο σκοτός μου φαίνεται να στακείς αγγελιόφορος και δεν ησυχάσει σε αυτό το πτέρο, όπου σε αισθάνομαι ομοίως αυτή τη νύχτα. Πηγαίνει και έρχεται, συνέχιζε το σχέδιο του, σημάδευε γωνίες της μνήμης, απνεπάρκες για να γράφει μια άλλη ιστορία. Και για σένα που μου ρωτάς ακόμη από το τόλμηρη κληρόνομια μου σε αυτές τις σελίδες κάρτιου που ψαρνώ ένα μαντέιο για να δώσω ένα. Αλλά είσαι ένα πολύ βαρύς περάσμα και νιώθω για να φωτεινή φώτια πάντα φωτεινότερη και για να μπορώ να σου λέω από αυτή τη λέξη του μυστέριου, από αυτό το παιχνίδι που εμπρός και πίσω, από αυτό το παιχνίδι του ήλιου μέσα στη βροχή, ποτέ σίγουρο, ποτέ προβλέψιμο, από αυτό το παιχνίδι για να ξέρω αν εσύ είσαι εδώ. Allora, adesso diamo la parola ad Anna Cristina, l'autrice che ci racconterà un po' di questo nuovo lavoro. Grazie, benvenuti a tutti. Vabbè che avremo un libro che ho scritto, vorrei sapere che su vento, però insomma su vento si e vento si compagnia i loro. No, io che andai prima tutto come è nata sa mamma di un'amica mia, ho posto tempo meta come andai a decidere di scrivere, di pubblicare questo libro, tutto l'altro che mi parla di voler imparare buone grazie, per ringraziare. Prima di tutto devo dare grazie a Samori, se no questo sueldo sono potenti a nascere. A Samori di chi ne è noi, di chi ne mi accompagna, di chi ne bio, di chi ne posso impressare e di chi ne non posso impressare io lo so, però non c'è sta su proprio. Quindi grazie a Samori che è reali e bio, perché che Samori non muore mai. Questo è su un periodo di questo viaggio, e questo pure è un viaggio che rispetta da come ti dico, su tema di Ocanno, dei Capodanno e dei sos poetas. Lo rispetta da un primo, esitendo da Mario e da Luca, canto e manno, canto è bello sul programma come ti donne hanno, però io credo che l'unica cosa che non esista sia il caso, ma a settembre dei poeti si inaugura con la poesia in lingua sarda. Perché questo è lo spirito dell'incontro, è la poesia sarda, in lingua sarda, che incontra il mondo. Quindi grazie Seneghe, grazie specialmente a Luca, anche se nomi non se ne dovrebbero fare quando si collabora tutti insieme, ma è grazie alla generosità di Luca che a programma chiuso, perché questo libro, io vorrei dire, ha funzionato un po' a scatola chiusa per tutti quanti. Ho detto a Duilio mi fai l'introduzione, Duilio non aveva letto le poesie, sì, te la faccio, chiedo attore, stampe, sì, cioè, vabbè. Quindi è un po' a scatola chiusa e anche Luca a scatola chiusa mi ha detto Anna, abbiamo questo spazio, infatti il tempo è brevissimo quello che abbiamo, però basta per dare qualche lettura e qualche messaggio.
Uno di questi è la traduzione in lingua neogreca, anche perché per diversi motivi, alcuni strettamente personali, di omaggi strettamente personali, un altro perché mi piaceva, non è niente questa, non è nulla, ma è una goccia che vorrei tornasse alla Grecia, dell'immensità che la Grecia ha data al mondo e il mondo ha dimenticato. I mercati l'hanno dimenticato, ma a noi non ce ne frega niente, perché Caudanne de sos poetas, Caudanne significa che tu d'ora da comenzai, e nosu, o io comenzai con amori. Sul libro che si chiama di amori, quindi con amore io torno da comenzare, gusto esti su messaggio che usavo, viaggio anche questo, certo, viaggio alle origini. La poesia che noi conosciamo, così sappiamo, almeno quella di questa parte del mondo, è nata in Grecia. E poi noi ci dimentichiamo, abbiamo la memoria corta, però questo è anche il senso della traduzione in lingua greca. Un altro messaggio è che io ho avuto la fortuna, proprio per questo, poi vi raccontiamo velocemente con Laura. Laura è entrata qui dentro prima che questo diventasse così e abbiamo anche con lei fantasticato sulla Grecia, cosa facciamo, abbiamo cercato, lei ha lavorato tra le altre cose. Io ovviamente mi associo a tutto quello che ha detto Toriligios su Laura. A me dispiace oggi perché non ci sia Duilio, però sono contenta che ci sia Laura, perché anzi sono doppiamente fortunata perché ho, come dire, il presente e anche il passato con Duilio, ma ho il futuro con Laura, quindi che viene battezzata in un luogo e in una giornata bellissima, bellissima, Caudanne de sos poetas, de sa poesia. Lei vuole fare questo e vuole farlo qua, diamogli la possibilità di farlo. Ecco, lei mi dice, dillo che sono allieva di Duilio, certo, è l'allieva di Duilio, non una, l'allieva di Duilio. Poi facendo tutte queste cose non siamo riusciti a trovare un traduttore che andasse bene, perché lo volevamo che fosse di lingua madre, fino a quando incontriamo il grande Petros, che anche qui altra fortuna, a parte la lettura che lui ha dato. Non so se poi ci sarà il tempo perché anche lui possa intervenire e dire, ma lo leggerete, chi vorrà lo leggerà qui, quello che Petros ha scritto sulla vicinanza della poesia, sul suono della poesia in lingua sarda e quella della lingua neogreca, ma abbiamo avuto la fortuna di incontrare lui, che è una miniera di tante cose, non c'è tempo per dire oggi tutto quello che c'è qua, però c'è molto, a prescindere da questo, c'è molto qua e c'è molto anche là. Petros ha tradotto, questo mi piace dirlo, direttamente dal sardo, quindi ha bypassato l'altra lingua che è ugualmente nostra, che ha diritto che noi amiamo, ma l'ha bypassata non sempre per parlare il sardo, e in sardo abbiamo bisogno dell'altra lingua, non sempre, quindi noi abbiamo fatto una scelta anche complice, l'editore, di fare sardo greco e poi l'italiano, va bene sicuramente, ma è un messaggio che vogliamo dare, quindi la lingua sarda si può dire tutto e si può tradurre in tutte le lingue del mondo. Un'altra cosa, poi chiudo su questa perché ci sarebbe davvero tanto. Questo è un libro di poesie d'amore e non sono sicuramente le lingue commerciali quelle che hanno cantato l'amore da sempre per sempre che l'hanno cantato meglio, è la lingua greca. Questo è neogreco, quindi la discendenza di quella lingua. Quindi tutti questi messaggi noi vorremmo dare, se mi permettete, tutti insieme, vorremmo anche regalare a Caudanne de sos poetas, perché la poesia anche continui, insomma, un po' in questo sentiero. E ancora grazie, devo dire, a chi ha letto prima che
insomma, che diventasse questo, non solo, ma che condivide con me, non dico quotidianamente, ma quasi, questo percorso. Maria Antonietta Piga, che è qua, che ha letto questi versi e che come sempre mi ha supportato e sopportato anche. E un'altra mia amica Carla, che non c'è qui, qui non c'è, ma sento di doverle dire grazie anche a lei per un altro tipo di lettura, e poi a mia figlia, anche lei lettrice e sostenitrice di questo. Delle scatole chiuse ne ho già parlato. Volevo anche dire che Len Torres è l'ultimo figlio, io ne ho fatto altri. Qualcuno l'ha detto prima, Laura Sovreghesuento, e poi però ce n'è un altro che è Follas. Mi piace ricordare particolarmente Follas, un periodo felice della mia vita. Qui c'è l'amico, non mi piace chiamarlo editore perché è un amico che mi sta a fianco, sempre che è Franco Madao, marito un arabo però vestito e qui in prima fila. E anche di Franco dire che è editore, Franco è tante cose, ma principalmente questo pure solo Battiari, dove suonai Franco. Lo vedremo a breve in veste di scrittore, di una bella storia, la sua storia, la nostra storia, e quindi mi piace dirlo oggi in un luogo deputato a raccontare storie, anche le nostre. E quella di Franco, non voglio dire quello che ha detto Monio Varia, di quello che lui ha scritto, perché anticiperei troppe cose, però principalmente Franco è uno del quale ci si può fidare, non è scontato, non è per tutti al giorno d'oggi. Mi trovo anche in un territorio che mi appartiene o al quale appartengo, mi sento di appartenere anche per altre realtà. Una è anche un paese qui vicino, che è Bonarcado, che mi accoglie sempre, mi sorride ogni volta che vado e dove mi sento a casa, anche perché è il paese di mio cognato, ma non solo. E quindi ecco questo, e poi anche perché faccio parte di un'associazione che è Tocoele, di cui Seneghe è gran parte, di un'associazione che molto fa per il territorio, e quindi anche di concretizzazione quasi della poesia, ecco perché fa delle cose. Altro, ecco, da noi un vago come mi viene l'emozione. A Laura l'avete sentita e non ho bisogno di aggiungere veramente altro. Clara Varina, ecco, io sono sempre aici, no, però invece si avvollinai. Clara, oltre a essere un'amica veramente nel profondo del cuore, è quella che riguardo alla lingua possiede una parte che tanti di noi non hanno, ed è il mistero del suono. La parte misteriosa della lingua l'avete sentita, come Clara è capace a ridarci quel tipo di emozione. Un'altra cosa che mi lega molto a Clara sono, come chiamarli? Noi scetti, gli affetti comuni anche. Ne voglio citare solo uno, che è Benvenuto Lovina, e oggi mi onora Clara, anche quando mi ha detto al telefono: faccio per te, leggo per te, faccio con te quello, così come ho fatto con Benvenuto, perché di qui di presenze ce ne sono tante, perché io non posso pensare che qui non ci sia Paolo, non ci sia Benvenuto, non ci sia Tonino, non ci sia Gio Maria, non ci sia Professor Tanda.
sono questi, ho letto una bellissima poesia sugli alberi prima, sono questi i nostri alberi. E siamo nel tentativo, tutto questo bello, bellissimo, abbiamo detto tante parole, ma nulla sarebbe stato possibile se non ci fosse stata una trama importante che ha mantenuto tutto questo, e che è l'editore. Ecco, mi ha detto di tagliare tutto, infatti il tema del viaggio, no, io voglio dire, poi lui può non essere d'accordo, ma io voglio dire quello che per me lui rappresenta, cioè quello che io vedo. Dire editore per me è fotografo, no, io voglio dire quello che provo ogni volta che lui fa delle cose, qualsiasi cosa lui faccia, siccome noi siamo composti da tante parti, ecco, quello che ha fatto Religious per quanto mi riguarda è quella parte che riesce a dare una direzione di senso e è come se riuscissi a trovare un po' di quello che cerco. Non dico molto perché mi dispiacerebbe non collaborare più con lui, quindi nel tema del viaggio, ecco, secondo me lui è proprio quella parte di quegli occhi nuovi che partono da una terra per fare dei viaggi e per riportare in questa terra quello che lui ha visto e ci riporta. Ecco, forse adesso mi ha detto taglia corto, quindi mi sono un po'... Sì, no, volevo ringraziare ancora, invece, ultimi, ma perché sono i primi, voglio ringraziare i miei figli, perché soprattutto perché mi consentono tutto questo, accettandomi così come sono, permettendomi di sognare e di poter fare quello che faccio. Ecco, no, volevo ringraziarli perché sento di farlo. Poi la sarà fuori da sua poesia. Sì, allora chiudiamo, grazie per la presentazione. Chiudiamo con la presentazione attraverso la lettura che Clara Farina ci farà Lui quando devi ascoltare. ma credo che sia pago su che si impara, no? Allora, facciamo così, allora facciamo l'ultima? Fai prima tu poi io? Ti brincavo stretto. Che ci sono delle parole che tornano spesso in sardo, questo è lo chiaresia aresti, in greco chiaresia è cherasia. Tante cose io non ho parlato perché potrei raccontare come ho scoperto nella poesia di Anna Cristina tante cose, anche sulla Sappho, che lei è stata poetessa perché quando l'hanno messo fuori dalla sua isola è a quel momento che è in viaggio, è migrata e tante altre cose. Andiamo a questo agrio che razzia. C'è una tradizione del sud del Peloponneso, a Creta, sotto la pergola, con l'uva, dopo un bel pranzo e il resto, e parliamo degli alberi, della natura, e cantiamo un tavolo tra femminas e uomines dall'altra parte, con le camicie nere, non l'ho messo peraltro, per solo ricordare che anche noi la portiamo un po' per altri motivi in Grecia, per la vittoria e non per la morte.
E dunque, dopo qualche bicchiere di vino, das das bicchiere tu hast to Varelli? Il vino che viene direttamente dalla botte. E può dare così, provo. Με επιτρέπει μια λέξη και μεν έκλειψου αν αυτή τη νύχτα τα θάναμπω ένα φαναρί για να φωτίζει το χρόνο που μας πρωτεύει και που δεν ξέρει ποιοι ακριβώς είμαστε εγώ και εσύ. Είμαστε στο δάθος το μοναδικό φυτό. Είμαστε αυτό το πλάσμα αγρίο κερασία καμόμενο προς τον άνεμο που συνανεί στη σελήνη να λάμπει υψηλότερη. Κι γονετεύτηκε να υφαίνει μια ομίλια με το ποιητή που να ανάθετει κάθε λέξη του στις στιγμές της λύπης με την έλπιδα ότι να την δώσει πίσω γινόμενη αστέρι. Αλλά εσύ είσαι η διπηγήτη στο διαφάνι και μπορείς χωρίς κανένα σύνορα να τραγουδάει μαζί μου και στα κρύφα. Se vi mettisi questa, l'intrego a Paolo, che a esso nessuno ha studiato la poesia a volo. Ceresia Aresti. Permetti uno e due notti spantis. Si notte sta una lantia po a lui. Possu tempus chi docca da innantis e noi scidita Zeus devetui. Zeus de subadenti unica matta de ciaresi aresti e faccia bentu. E stessa ghisa luna vai data e geniosa in sa ragionamento. Con suo poeta chi d'ogna vuedu d'intrega dinis horas de tristura e da bettate issa fatto isteddo ma duis es poeta de locura e podis che ne ver un grietto cantai con mimi vinza se affora. Po' qui la presentazione, grazie al pubblico, vi invito a acquistare il libro naturalmente perché insomma un po' ricordo e soprattutto buon proseguimento di festeggiamenti e di programma agli organizzatori. Grazie a tutti.